told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Eccoci qua ragazzi, non mi guardate in che condizioni sono oggi, ma mi sono dimenticato il cappello. Oggi giornata fuori mare come vedete e niente, sta andando maluccio. Adesso vediamo se cambia, quando cambia la marea, e vediamo. Siamo usciti per andare a Mormore, ma di giorno così bisogna aspettare un po' verso sera, notte, ma non so se stiamo fino a sera. Quindi abbiamo messo su un bel amo da 1. Ci sono orate, perché abbiamo visto che ci sono orate e sono piccole, allora è meglio evitare di uccidere le oratine, perché dopo quelle là le prendiamo tra qualche mese quando sono più grandi. Niente, vediamo come va, se esce qualche cattura interessante. Tra un po' arriva Paolino, mitico Paolino, e vediamo cosa combina lui. Va bene, ci vediamo a dopo. Saluta papà. Ecco. Ciao. No, adatto. C'è? Qualcosa di pesante è attaccato, dice. Ah no, è un pesce. Deve essere erba. Erba con il piombo di che alta canna. Benissimo. Ah no, c'hai qualcosa attaccato, Sì, eccolo ragazzi. Un squaletto. Come fa? Non lo so. Recupera, dammi qua il squaletto. Eccolo qua, rilasciamo subito, tieni questa pa. Ecco, fermo. Squaletto. Eccolo qua. Rilasciamo subito. Vedete ragazzi, questo a Venezia si chiama squaletto, no, cagnoletto, scusate. Vedete? Lo rilasciamo perché poverino. Ok. Hop. E via. Ecco, di questi ne abbiamo già presi 3-4 questa mattina. Rilasciamo roba piccola, si lascia le robe piccole, ragazzi. Sempre dell'ottica di prendere roba grande, mi raccomando. Se non ho altro squadra, cazzo. Altro pesce. Cos'è? Altro squaletto. No, è una disfatta oggi. Oggi è una disfatta, ragazzi. Tutti squali. Via. E avanti, tutti squali. Che giornata è squadra. Dai, rifallo Paolo, scusa, no. Ti sa dove che ti va a finire, vero? Ascolta, allora? Ha detto che incominciamo qua. Un attimo a profondità e dove che te. Professionista.
Va bene, dai, proviamo. Ragazzi, mi stava portando dentro la canna. Una bella ombrina. Una bella ombrina. Ombrinella. Eccola qua. Vedete? Eccola qua l'ombrina. Piccolissima. Vabbè. Presa? Guarda. Eccolo qua. Mio papà ha preso un altro pesce, vediamo. Neanche il tempo di sganciare l'ombrina e rilasciarla che lui l'ha presa. Vediamo cosa ha preso. Vediamo cosa ha preso. È una bella orata, bella questa. Tira pa, dai su. Opla. Una bella orata da 26. Bella orata. Bene ragazzi. Vi lascio, ci vediamo dopo perché devo rilasciare l'ombrina e mettere via quella. Stanno mangiando di pieno ragazzi, stanno mangiando di pieno. Ragazzi, alto pesce. Vediamo cosa ha preso. Vediamo cosa ha preso. Cos'è? Un'orata. Un'orata, un'oratina da rilascio. Da rilascio. Falla vedere che le rilasciamo i pesci piccoli, vedete? No, no con straccio. No, no, va Con le bene. mani. Aspetta un attimo. Dai, molla. Eccola. Vedete, piccola. Op. Là. Da rilascio, l'ombrina l'ho fatta vedere, l'ho rilasciata anche quella, ragazzi. Rilascio tutta roba piccola qua, si rilascia. Ho tenuto l'orata di prima, quella bella, e tutta la roba piccola si rilascia. Ami da 1, minimo da 1, se no ingoiono e dopo vanno a morire, non è giusto. Ok, vediamo cosa esce altro, dai. Allora, nuovo tipo, modo di pesca a scarroccio con il piombo e il verme che è sul fondo, che si muove praticamente. La barca si muove e il verme raschia il fondo. Modo migliore per trovare i pesci per me, vero pa? Vedete Paolo, professionista, lo dice lui. Stamattina siamo andati a trovare i primi vermi e poi siamo venuti fino a qua. Paolo, ma ti ancora a versare cane? Ti ancora a versare cane? Cosa? Se devi ancora aprire le canne. Già adesso? No! Ah signor. Paolo ha portato un collega che non, diciamo che gli fa un po' male il mare. Ai 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 ai. Per chi non è abituato, il mare ti distrugge. Altro squalo. Oggi è la giornata dei squali. Niente, oggi è tutto così. Vabbè. Vedete? Bel squaletto questo, ma io rilascio anche questo.
e via. Giornata di squali, papà. Sì. Bisogna aspettare ancora, Ho provato fuori in mare, ma è peggio che dentro la laguna, ancora più piccole che dentro la laguna sono. Mormore neanche l'ombra, vabbè che si prendono verso sera, però qualcuna di solito ne viene fuori. Vabbè, ecco, incannato, alto squaletto, tira su. Eccolo qua. Dai, voilà. Dai. Un altro. Eccolo qua, ragazzi. Alto cagnoletto a rilascio. E questo è quello che aveva dentro la pancia. Un bel granchietto. Via. Bene, vediamo il prossimo. Eccolo, cosa abbiamo preso? Vediamo. Un'orata piccola, eccolo, alto pesce, una bella orata dovrebbe essere, da come tira. Vediamo cos'è, una bella ombrina. Tira su, opla, altra bella ombrina. No, bella, quella di prima era proprio piccola, questa è un po' più grande. No, che ombrina, è orata. Ragazzi, sono ubriaco sotto il sole. Bella orata da 26. Tieni un po'. Questa la trattengo perché è bella, bella orata. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look